Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Vediamo cosa sta succedendo in Emilia-Romagna con il titolo del Corriere della Sera. Vedete un morto e un disperso per il maltempo, esondazioni, frane, scuole chiuse, annegato ottantenne in bici, i treni sono stati bloccati. Vediamo delle immagini in diretta dal Corriere TV. Qui siamo a Castel Bolognese in provincia di Ravenna, particolarmente colpita la zona tra Ravenna e Ferrara. Sono esondati fiumi e corsi d'acqua. Queste sono immagini in diretta, vedete zone davvero molto vaste, allagate completamente. 400 case sono state evacuate. Si sta cercando di soccorrere molte persone che sono ancora all'interno di casolari che sono stati circondati dall'acqua. Vengono alla mente gli allagamenti e soprattutto la grande alluvione del 2010 e del 2012 in Veneto, quando molte delle nostre province furono devastate dalle esondazioni. Qui vedete mezzi, in queste immagini ci sono mezzi, credo dei soccorritori in questo caso, dovrebbe essere un mezzo dei vigili del fuoco, appunto, con gommoni con cui si vanno a soccorrere le persone. È davvero una situazione molto, molto difficile. Vediamo se ci sono altri particolari. Vedremo anche altre immagini che abbiamo registrato poco fa. Dovrebbe esserci Lucio Zanato in collegamento da Asolo. In questo caso c'è stata una rottura di una tubatura e il cedimento del manto stradale di una pista ciclabile. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il vice sindaco Franco Dalla Rosa. Per qui è via Palladio, per intenderci è la strada che da Casella d'Asolo porta a Crespignaga, è una strada soprattutto turistica, per quello il comune di Asolo sta realizzando una pista ciclabile. Sapete che il turismo qui è veramente un'economia importante, quindi un'infrastruttura altrettanto importante veniva prodotta. Questa mattina, mentre stavano lavorando, alle 8, vice sindaco, cosa è successo? È scoppiato un grosso tubo di circa un diametro che ha 1,10 m, una condotta in pressione che serve per l'irrigazione di 3 comuni, Asolo, Fonte e San Zenone. Questo tubo in pressione si è spaccato e ha creato una voragine, trasportando a valle della pista ciclopedonale un bel po' di terra. Fortunatamente questo pezzo di strada non è vicino alle abitazioni, quindi non si sono verificati danni alle abitazioni. Ecco, va detto che questo è un tubo che è uno dei primi che sono stati messi giù dal Consorzio Piave, direttore, nell'ambito di quel progetto di risparmio idrico, cioè questa è l'acqua che poi va a irrigare i territori a valle, quindi la parte del Trevignano, Montebelluna eccetera, però non più con canalette e quindi con la dispersione a goccia che risparmia. Essendo una delle prime canalette, essendo ad alta pressione, si parla di 4-5 atmosfere, evidentemente con il tempo l'usura è scoppiata, ma bisognava vedere veramente l'acqua veniva su abbondante. Un tubo in pressione di 1,10 m con 4 bar di pressione crea una montagna d'acqua. Fortunatamente questo tipo di impianto prevede che a monte di questa rottura, di un'ipotetica rottura del tubo, ci sia un sensore che sente il calo di pressione e intercetta la falla con una chiusura, con una valvola di chiusura. Ecco, va detto che sono intervenuti subito i tecnici, strada chiusa da questa mattina alle 8 fino a qualche minuto fa. Adesso la circolazione è con senso unico alternato, ma pensate di ripristinare la circolazione normale entro serata? Sì, probabilmente sì, perché la strada non è stata interessata dal danno, solo la pista ciclopedonale, però ci saranno delle ulteriori verifiche per il ripristino corretto della viabilità. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molto a Lucio Zanato da Asolo. La rottura di una grossa tubatura a diametro di oltre 1 metro. Torniamo alla situazione davvero preoccupante in Emilia-Romagna. Siamo tra Ferrara e Ravenna. Vedete immagini che sono state riprese dall'alto, sono immagini dei vigili del fuoco, casolari completamente isolati, campi completamente allagati. Tornano
alla mente immagini anche che abbiamo visto in altre alluvioni, quella del Polesine addirittura del 53, ma quelle più recenti del 2010 e del 2012, quando ci furono veramente dei danni incalcolabili, soprattutto nel Padovano, nel Vicentino, ma anche in altre province. Questa è la situazione tra Ferrara e Ravenna. C'è un morto nel Ravennate, vediamo il titolo del quotidiano nazionale, un morto nel Ravennate che è stato travolto dall'acqua mentre era in bicicletta, 2 dispersi nel Bolognese, centinaia di evacuati, fermi ovviamente i treni. C'è stato anche il crollo nel Bolognese di una casa con diversi dispersi a causa di una frana. Allora andiamo alla cronaca e vediamo una fuga di gas a Vo, nel Padovano. Il servizio è di Chiara Gaiani, in regia oggi Renato Capoia e i nostri tecnici. Allora vediamo la fuga di gas a Vo, vediamo. L'allarme è scattato intorno alle 20 quando la caduta di un pioppo in via Vasche a Vo Vecchio ha provocato un danneggiamento a una tubazione del gas con conseguente fuga. Nessuna persona è rimasta ferita. In via Vasche, sotto una pioggia battente che ha reso difficili le operazioni, sono intervenute le squadre di vigili del fuoco di Abano, Padova ed Este che hanno usato la gru per sollevare l'albero e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i tecnici dell'azienda del gas, il comune e i carabinieri di Lozzo Attestino. L'intervento è terminato intorno all'1 della scorsa notte. E questo era il servizio di Chiara Gaiani da Vo Euganeo. Vediamo a Marostica, a un anno dall'omicidio avvenuto in un appartamento protetto di Marostica, il Tribunale di Vicenza ha assolto per vizio totale di mente la 55enne accusata di aver ucciso a coltellate una coinquilina. Quindi qui siamo sulla cronaca nera, andiamo avanti su questo, vediamo. La paura della compagna Maria Cristina Cavedon e da qui la decisione di colpirla con un coltello da cucina che l'aveva raggiunta con 4 fendenti al collo e al petto che non le hanno lasciato scampo. Aveva confessato l'omicidio avvenuto in un appartamento protetto di Marostica il 24 aprile dello scorso anno. Lisa Paiaro Bernato, 55 anni, originaria di Noale e invalida, che per questo delitto è stata assolta dal GUP del Tribunale di Vicenza Matteo Mantovani, che ha ravvisato nella donna il vizio totale di mente e stabilito un ricovero in una struttura protetta per 1 anno. La 55enne già nel 2004 aveva investito e ucciso un ciclista di 77 anni a Thiene. Anche in quell'occasione, considerata incapace di intendere e di volere, non era stata condannata. E questo era il fatto di cui vi ha parlato Chiara Gaiani. Adesso andiamo in diretta da Treviso, siamo davanti al Tribunale, c'è un'altra udienza per il processo per la morte di Mattia Battistetti. In diretta c'è Christian Arboit, a te la linea Christian. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta seguendo la parte tecnica. Terza udienza preliminare nel caso Battistetti, il giovane di 23 anni che il 29 aprile del 2021 perse la vita nel cantiere di via Magellano a Montebelluna, schiacciato da un carico di 15 quintali di impalcature che si era sganciato da una gru. Il procedimento è in corso, l'udienza preliminare è in corso, il primo piano di Palazzo di Giustizia, una camera di consiglio. Questo cosa significa? Significa che l'udienza è chiusa al pubblico e quindi anche ai giornalisti, però stanno trapelando delle notizie. Per esempio è stata rigettata la richiesta di incidente probatorio chiesta dalla difesa dei vertici dell'azienda, quindi non verrà ricreato il cantiere, non verranno ricreate le dinamiche che avrebbero portato poi alla morte
Battistetti. In questi minuti a quanto pare si sta discutendo sul futuro degli indagati che potrebbero diventare imputati. In ballo ci sono diverse richieste di rinvio a giudizio, ma è una situazione molto liquida della quale vi riferiremo nel corso delle prossime edizioni. Come sempre, più di sempre, il sit-in dei lavoratori Electrolux e non solo all'esterno del Tribunale di Treviso per dire basta agli incidenti sul lavoro. Tra l'altro i recenti dati dell'Istat dicono che il Veneto è maglia nera. Signora, quindi voi siete qui per Mattia, ma non solo? Non solo, per tutti gli incidenti che succedono sul lavoro che non dovrebbero succedere, perché anch'io faccio parte del gruppo Electrolux e abbiamo già un'esperienza precedente, quindi capiamo benissimo quello che sta passando alla famiglia di Mattia e come tutte le altre famiglie. Da un lato c'è la vicenda processuale, dall'altra c'è la vicenda umana, che è una vicenda ovviamente dolorosa. Sì, io sono qui presente per umanamente, insomma, per essere vicina umanamente alla famiglia. E lo farà anche le prossime volte se sarà necessario? Sì, se potrò, però senz'altro ancora. Ecco, dicevamo Veneto maglia nera per gli incidenti stradali, questo è un dato che non ci rende orgogliosi. Sì, siamo in una delle parti migliori del mondo e dopo abbiamo 3 morti al giorno come Italia e pochi controlli, e quindi mi sembra assurdo che un ragazzo di 23 anni debba morire il giorno che va a lavorare. Vicini alla famiglia ora eravamo, lo siamo, lo saremo sempre. Grazie a tutti i manifestanti che sono rimasti, ovviamente la famiglia Battistetti all'interno del Tribunale in Camera di Consiglio e sta seguendo l'evolversi appunto delle richieste e della vicenda. Un'ultima notazione, Direttore, questa mattina in Tribunale c'è stato un importante processo, un processo che è stato in qualche modo azzoppato dalla riforma Cartabia. La vicenda è quella della banda dei giostrai che colpì in Veneto e non solo in tutto il nord-est tra il 2020 e il 2021, decine e decine di colpi, bancomat fatti saltare in aria e quant'altro. Cos'era successo? A gennaio si doveva decidere, ma a gennaio servivano le querele da parte delle parti offese, stanno alla nuova procedura introdotta dalla Cartabia. Così non è stato in diversi casi e quindi il processo adesso si è azzoppato fondamentalmente. Quindi questa mattina si sono in qualche modo raccolti i cocci, quello che rimane, quindi le pene in qualche modo, se ci saranno in qualche modo ridotte anche di diversi mesi, perché per l'appunto diversi istituti bancari colpiti non hanno presentato denuncia, querela. Le interpretazioni da parte dei legali sono tante, resta il fatto che si parla tanto di giustizia, però questo è uno dei grossi punti interrogativi della Cartabia. Furono fatti che fecero molto scalpore all'epoca per un bottino di diverse centinaia di migliaia di euro, uffici postali, bancomat, auto rubate anche a gente comune. Insomma, una vicenda sulla quale questa sera torneremo nel corso dei nostri telegiornali. Per il momento con Nicoletta Rizzetto da Treviso è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Arboit, a Nicoletta Rizzetto. Andiamo avanti con dei titoli, vediamo notizie di cui ci occuperemo, vi daremo conto nel corso di questa edizione del TG. La tragedia a Montecchio Maggiore, vediamo il titolo del Gazzettino: va a fuoco il materasso di un letto, è morta una donna di 51 anni, intossicato il marito che ha tentato di salvarla. E poi il referto sulla morte del 18enne che era morto durante un incontro di pugilato, un pugno violentissimo alla testa in palestra, così questa è la causa della morte del 18enne. Poi sbaglia terapia di anticoagulanti, la paziente muore, il medico dovrà pagare 262.000 euro e qui siamo all'ospedale di Trecenta. Si scambiano le coccole in auto ma dimenticano di tirare il freno a mano, coppia finisce nel canale ed è successo a Fossalta di Porto Gruaro. Ieri abbiamo parlato anche di lavoro, ieri sera a Focus, dopo il decreto del governo con tante
con tante novità di cui si sta discutendo molto anche sul reddito di cittadinanza che viene trasformato, sparisce e viene sostituito dall'assegno di inclusione, ma nel frattempo gli imprenditori cercano personale e non lo trovano. È davvero una corsa disperata alla ricerca di manodopera, come ci racconta in diretta da Cassola Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo a Cassola per parlare di quello che è un problema che riguarda tanti imprenditori del territorio, ovvero la carenza di personale e la difficoltà di reperire personale per chi lavora ad esempio nel settore metalmeccanico, come il signor Flavio Dalla Costa, che è il titolare dell'azienda Lamec, uno insomma, dei punti di riferimento per quello che riguarda proprio la lavorazione dei metalli nel Bassanese, un'azienda che esiste da oltre 40 anni e che in questo momento qua sta vivendo una difficoltà, dicevamo, comune a tante altre realtà economiche del territorio, perché, signor Dalla Costa, lei non riesce a trovare nuovo personale. Esatto. Il problema principale è che oggi le scuole professionali sono molto poche per il territorio bassanese. Per cui bisognerebbe incentivare anche tutti questi studi, soprattutto infrastrutture che portino molte persone a frequentare questi centri professionali per avere un minimo di professionalità per quanto riguarda la lavorazione su macchine utensili a controllo numerico, che oggi diciamo che nel Bassanese sono molto scarse. Ecco, questo è un primo problema. Ecco, il signor Dalla Costa, prima insomma, di iniziare la nostra diretta, ci spiegava che uno dei motivi per cui si fa così tanta fatica, che poi è legato a un tema di stretta attualità, è il reddito di cittadinanza. Cioè sono tante anche le persone che rinunciano a questo lavoro, nonostante si tratti di contratti economicamente importanti, perché appunto secondo lei c'è questo sussidio da parte dello Stato che va in un certo qual modo a disincentivare l'interesse per il lavoro. Diciamo che l'ufficio di collocamento non fa esattamente il lavoro che dovrebbe fare, per cui molte società private propongono dei lavoratori che poi per assumerli hai un costo importante, mentre l'ufficio di collocamento dovrebbe diciamo spingere molto di più a proporre il personale anziché rimanere un po' così come stanno facendo senza fare niente, per cui diciamo che arrivano continuamente mail di aziende private che propongono personale che poi sono commercialisti, impiegati, ma nel settore lavorativo niente o quasi niente. Ecco. Come si va avanti a questo punto? Qual è la soluzione? Perché non solo, prima il signor Dalla Costa spiegava, chi è esperto difficilmente insomma, cambia lavoro, perché non si lasciano sfuggire diciamo, gli imprenditori, i lavoratori più esperti, mancano i giovani. Come si va avanti però? Come si va avanti? Non lo so come si va avanti, cioè bisognerà pensare come dicevo inizialmente, di creare dei centri per l'impiego che funzionino e poi anche creare questi istituti professionali per avere molta più disponibilità di personale specializzato, all'interno dei quali ci dovrebbero essere anche delle macchine tecnologicamente avanzate per poter portare questi allievi a un livello ottimale. Questo sarebbe la cosa fondamentale. E da Cassola, proprio dal centro, il cuore di questa azienda che lavora il metallo, è tutto un problema, un grido d'allarme che è condiviso da tanti imprenditori e noi lo riportiamo a voi. A voi studio. Grazie molto a Alex Giuliano e al suo ospite, e parliamo ancora di lavoro perché
il governo Meloni ha varato il decreto che prevede tra l'altro con il taglio del cuneo fiscale in busta paga per chi prende meno di 35.000 euro, prevede aumenti dai 45 ai 100 euro. Sentiamo cosa ha detto la Premier in un video che ha scatenato le solite polemiche perché è stato giudicato inusuale e troppo solenne. Sentiamo. Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa e il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro, dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro. Incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono, e poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, lavoro e famiglia, e in tema di assegno unico per i figli, e poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile, ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo, ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1° maggio con i fatti e non con le parole, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee. Avanti così. Buon 1° maggio a tutti. E adesso al lavoro. E questo era l'accorato messaggio di Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio. Valeva la pena di sentirlo tutto perché ha spiegato quali sono i punti cardine di questo decreto. Le opposizioni sulle barricate, previste manifestazioni di PD, Movimento 5 Stelle e sindacati contrari a questo decreto. Gli industriali, con Enrico Carraro, Presidente di Confindustria, si dicono soddisfatti, ma speravano in una riforma strutturale. Questa è una riforma, è un decreto che durerà 6 mesi. Ha parlato di lavoro e occupazione, oggi ospite di Verona Fiera il governatore Luca Zaia. Sentiamo cosa ha detto. Oggi conosciamo un PIL che cresce dell'8%, 9%, abbiamo 2 anni fantastici come economia, e dall'altro abbiamo la difficoltà nel reperire alcune tipologie, diciamo, di operatori. Devo anche dire che sono stati assunti
23.000 lavoratori da inizio anno, però resta il problema del fatto che molta manodopera sul mercato non si trova. Perché? Ma fondamentalmente perché l'incrocio della domanda e dell'offerta oggi è a sfavore di chi offre occupazione, dall'altro perché comunque alcune attività, alcuni lavori non vengono scelti come prioritari da molti cittadini. Non è che gli stipendi sono troppo bassi in alcuni casi? Ma questo decisamente sì, però è pur vero che se da un lato bisogna riformare il tema della retribuzione che in generale va preso in mano, dall'altro è altrettanto vero che alcune attività non vengono prescelte. Adesso andiamo in diretta a Mestre con Ilaria Marchiori perché è ancora aperta la querela sulla grattacielo di 60 piani di Viale San Lazzaro, un progetto che i cittadini ostacolano, non vogliono vedere realizzato. Sentiamo i particolari da Ilaria Marchiori in diretta. A te la linea, Ilaria. Alle 3 di questa notte approverò l'inizio cantieri. Manca mezz'ora, non passa mai. Approvo per delibera in deroga al tempo che passa, che sono le 3. Bene, sono le 3. Vai Queruspe, mentre gli altri dormono. Eccoci qui, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo aperto questo collegamento con una parte di questa rappresentazione che in parte vede i protagonisti della commedia dell'arte, ma l'avrete riconosciuto tutti, qui c'è anche una marionetta del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro realizzata proprio da Gigio Brunello. Allora, innanzitutto Brunello, in che cosa consiste questa rappresentazione che vuole in qualche modo essere una forma di protesta contro l'ormai famosissima torre che sarà costruita in Viale San Marco e che non vede affatto il parere di tutti i residenti? Sì, diciamo che la farsa appartiene al genere del teatro dei burattini, bisogna chiamarla farsa perché ha le sue caratteristiche, il suo linguaggio, spesso è utilizzata dalle maschere e da personaggi dell'attualità. Questo succedeva nell'Ottocento, qui in epoca diversa, di tecnologie diverse, è un po' abbandonata, però il suo fascino, diciamo, assolutamente torna a essere utilizzato e a vivere per raccontare una storia, un progetto che vorrebbe devastare il quartiere del villaggio San Marco, al quale io sono anche legato perché ci sono nato, ho dedicato altre mie opere di teatro di ricerca, di teatro di figura, come Vite senza fine, con una fabbrica allestita nel sotterraneo della chiesa del villaggio e con i personaggi che appartengono al mondo analogico del Novecento e al mondo operaio. Brunello, voi avete messo in scena questa rappresentazione ieri, ma sarà replicata anche questo pomeriggio. La replichiamo molto volentieri anche questo pomeriggio. Potremmo fare una serie di domeniche di burattini a Mestre, ad esempio. Sì, la dedichiamo anche, è stata voluta dal comitato e io la dedico alle donne e agli uomini della giunta perché abbiano buon senso, ci ripensino e diciamo noi li rispetteremo con tanto di cappello perché dimostreranno di essere donne e uomini e non burattini, sperando che lui non mi senta. Ecco, avete sentito, questo è l'ennesimo appello che da una rappresentazione teatrale che vuole essere in qualche modo comica, far sorridere, ma in realtà che lancia un messaggio chiaro, l'ennesimo alla Giunta per quanto riguarda la costruzione di questa torre e non solo in Viale San Marco. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, al suo ospite. Anche le marionette sono scese in campo contro il grattacielo di Viale San Marco. Intanto restiamo nel veneziano.
E rivediamo la vicenda di Trivignano. C'era una sagra, un'antica sagra che è stata funestata dall'intervento, dall'irruzione di alcuni nomadi che hanno picchiato a sangue 4 organizzatori che sono finiti in ospedale. Sentiamo il servizio di Filippo Fois. Questa è una cosa programmata, perché si erano messi in scaletta per prenderci a pugni. Uno davanti e l'altro dietro colpiva, era questo il discorso, il meccanismo era proprio una cosa fatta programmata. Ci siamo difesi quel che abbiamo potuto. Circondati da oltre una decina di persone, picchiati fino al ricovero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Se la sono vista brutta gli organizzatori dell'antica sagra di San Marco e San Pietro di Trivignano. 120 anni di tradizione e, almeno a memoria d'uomo, nessun precedente di un'aggressione di questa portata. Il 1° maggio, ultimo giorno di festeggiamenti, arriva per pranzo una comitiva che farebbe parte di una comunità nomade residente nelle vicinanze. Il gruppo prolunga la presenza fino a pomeriggio inoltrato, crescendo di numero e con abbondante consumo di alcolici e dopo un po' pretendendo di mangiare e bere gratis. Noi eravamo in 4 di una certa età. Certo, devo dire anche che quando si è visto questo e la gente che c'era qui dentro, che ci conoscono tutti bene, ce ne sono, fortunatamente ci sono alzati dal tavolo e ci hanno dato anche una mano. Allora si sono un po' fermati perché si sono trovati davanti una ventina di persone che di noi e sono scappati dopo per la tenda, sono fuggiti via, ma la polizia è arrivata poco dopo. La zona è abbondantemente videosorvegliata e quanto registrato dalle telecamere a disposizione degli inquirenti. Resta intanto l'amarezza di un avvenimento che ha sconvolto una comunità che mai avrebbe immaginato fatti del genere in questa pacifica zona del comune di Venezia ai confini con Martellago. Abbiamo passato la nostra ultima serata di sagra la notte al pronto soccorso. Diciamo che scoriazioni, a me una spalla, uno un occhio, uno la fronte, sono stati questi i miei colpi. Qualche pugno l'abbiamo preso, qualche l'abbiamo dato, ma non si dovrebbe mai arrivare a queste condizioni. Allora, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto in questa prima pagina online. Venezia, quei pensionati dell'USL che rinunciano alle ferie. Le lasciamo ai colleghi che ne hanno bisogno. E poi la questione delle mascherine negli ospedali in Veneto, la linea prudente del Presidente Zaia, obbligatorie un altro mese in tutte le strutture ospedaliere. Mario Cipollini a processo, l'ex patron era come un figlio e mi ha tradito. Infine un personaggio del cinema, Marina Cicogna, l'inimitabile vita della nipote del Conte Volpi, l'amore per il cinema, le donne, l'Oscar da produttrice. Torniamo alla cronaca, e davvero ha colpito molto la vicenda dell'uomo nudo che sulla Postioma a Villorba ha rischiato di essere travolto dalle auto e ha rischiato anche di provocare degli incidenti. Vediamo il servizio di ieri. Ha rischiato più volte di rimanere investito completamente nudo ubriaco per lunghi minuti, è stato un pericolo per sé e per gli altri, fino all'epilogo, quando i carabinieri lo hanno dovuto immobilizzare venendo a loro volta aggrediti. Sono da poco passate le 17 lungo la provinciale 102, quando un uomo cinquantenne tunisino senza fissa dimora fa capolino sul ciglio della strada. È senza vestiti e si muove in maniera confusionaria, schiva alcuni veicoli e ne ferma altri, battendo le mani su carrozzerie e parabrezza. La scena è surreale, così come le reazioni. Alcuni segnalano subito i fatti alle forze dell'ordine, altri catturano su smartphone le immagini che presto diventano virali. Soprattutto in una strada provinciale ad alta densità di traffico è andata tutto sommato bene, poteva andare molto peggio. Più passano i minuti, più l'uomo sembra fuori controllo, il traffico rallenta. Davanti ai militari dell'arma, anziché calmarsi, però il tunisino va in escandescenza, con calci e pugni sia sui carabinieri che sul loro mezzo. Uno in particolare ha riportato contusioni guaribili in qualche giorno. Per il tunisino scatta la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato. L'uomo è stato affidato, conferma il sindaco di Villorba, alle cure della psichiatria di Treviso. E qui si apre un altro tema, quello di intercettare il disagio mentale. Credo che certe situazioni possono comunque sfuggire perché non segnalate, non intercettate, perché affliggono persone provenienti anche da altri paesi o perché derivanti da altre cause. Quindi credo che sia importante iniziare a investire, come lo si sta facendo
anche in conferenza dei sindaci e nell'ambito appunto sulla salute mentale. Sempre per resistenza pubblico ufficiale, stavolta però a Vittorio Veneto è stato deferito un ventenne trevigiano che sabato sera non si era fermato all'alta dei militari dell'Arma impegnati in un posto di controllo. Più in generale tante sono state le contestazioni per guida in stato di ebbrezza nei giorni di festività da parte dei carabinieri. Da Castelfranco Veneto a Casale sul Sile ne è seguita la solita raffica di patenti ritirate. E un altro squilibrato, quello di Fara Vicentino, che ha ingaggiato una sparatoria con i carabinieri dopo aver sfilato una pistola a un militare, è stato ucciso, però nel frattempo ha ferito un vigile urbano. Insomma, sono squilibrati che sono in libertà e che provocano molti danni. Ci sono le case abusive, le strutture abusive, ma adesso scopriamo che ci sono anche i pollai abusivi. Ne è stato chiuso uno all'interno di un condominio su segnalazione degli inquilini, dei residenti. Vediamo. Escrementi sul marciapiede, cattivi odori e persino qualche topo. Non sono riusciti a reggere a lungo i residenti di un condominio di via Marconi a Cadoneghe, nel popoloso quartiere della Castagnara, che, incrociato il sindaco Marco Schiesaro, gli hanno fatto presente la situazione segnalando la probabile presenza di un pollaio nei condomini. Presto fatto, il sindaco con la polizia municipale è risalito all'origine del problema, scoprendo il pollaio abusivo nel sottotetto di un palazzo. All'interno scorrazzavano 5 galline con tanto di mangime. I proprietari del pollaio abusivo, una famiglia di cingalesi da tempo residente a Cadoneghe, sono subito stati convocati in municipio dal sindaco, che ha dato loro 5 giorni di tempo per rimuovere il tutto, spiegando che l'allevamento di animali domestici all'interno di un condominio è una palese violazione del regolamento di igiene comunale. Non tutta la famiglia pare fosse d'accordo sulla convivenza tra umani e galline, tant'è il sindaco promette che verificherà che lo smantellamento del pollaio avvenga entro i termini previsti. Allora restiamo sul fronte degli animali, perché di animali si sta parlando moltissimo dopo l'uccisione della runner in Trentino da parte dell'orsa JJ4. Il presidente della provincia di Trento ha chiesto l'abbattimento, il TAR si è pronunciato contro l'abbattimento per la seconda volta, ma vediamo cosa sta succedendo con i lupi sull'altopiano di Asiago. Vediamo. Sul fatto che un orso stia attraversando l'altopiano non sembrano più esserci dubbi. Le segnalazioni sono molte, tutte precise. Sul transito degli orsi si può fare ben poco, ma sulla gestione degli eventuali trasferimenti dal Trentino si può intervenire. E allora, adesso che sta partendo la stagione turistica, i sindaci dicono no a eventuali colonie di orsi. Sarebbe assolutamente impensabile collocare delle colonie di orsi in queste montagne, perché diventerebbero un pericolo non soltanto per gli orsi stessi, ma soprattutto per l'uomo, che dovrebbe entrare in contatto con una natura così selvaggia, così particolare, di cui, come si è visto in Trentino, non conosciamo poi la reazione dell'animale nei confronti del contatto umano. Nel 2010 l'orso Dino aveva fatto strage di asini sull'altopiano e divelto numerose casette del miele, una presenza che aveva incuriosito i residenti ma anche fatto preoccupare turisti, e questo va evitato. Quindi sul tema orsi sì oppure orsi no dal Trentino la posizione è chiara. Noi abbiamo detto di no sempre e continueremo a dirlo. È un fenomeno naturale quello dello spostamento, della trasmigrazione degli orsi, staremo a vederlo, ma credo che questo problema non si porrà per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Se ci saranno orsi, ci auguriamo tutti che saranno orsi di passaggio. Fondamentale l'informazione per aiutare chi lavora nelle malghe, negli agriturismi, nei ristoranti, a contatto con il turismo. E c'è anche un appello alla politica, perché col buon senso si blocchi ogni idea di spostamento sull'altopiano di lupi o orsi che siano. Gli ambientalisti che pensano il contrario sono invitati dai sindaci a venire a confrontarsi con la vita quotidiana in montagna. Noi ci rimettiamo sempre al buon senso anche della classe politica, perché non vorremmo mai di vedere reintrodotto l'orso come è avvenuto con l'introduzione del lupo, che a noi ha creato dei problemi immensi, sta ancora creando oggi come oggi. Queste persone che hanno queste idee ambientalistiche e naturalistiche dovrebbero venire a vivere la montagna. E questo era il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Esterna, sugli orsi e anche
anche sui lupi. Vediamo un titolo, una strage purtroppo a Belgrado, un ragazzo di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola elementare, uccisi 8 bambini, vedete intanto immagini in diretta dal sito di Repubblica, tra le 9 vittime anche la guardia dell'istituto, l'adolescente che avrebbe utilizzato una pistola rubata al padre è stato arrestato. Sono fatti che solitamente accadono negli Stati Uniti, ma poi c'è il processo di emulazione e ci sono ovviamente coloro che imitano subito i gesti efferati di persone che possono girare armate di tutto punto. Torniamo a noi, al Veneto, e vediamo quali sono state le cause della morte del giovane pugile 18enne. Vediamo. Un trauma fortissimo, tale da provocare la frattura della scatola cranica con conseguente emorragia interna. È questa la causa della morte di Edoardo Zattin, lo studente di Este che si è casciato dopo un allenamento in una palestra di Monselice senza più riprendere conoscenza, secondo i primi esiti delle perizie medico-legali disposte dalla Procura di Padova, che sulla morte del 18enne ha aperto un'indagine per omicidio colposo. A causare il trauma sarebbe stato un pugno violentissimo, subito probabilmente durante l'attività di sparring che Edoardo avrebbe fatto quella sera in palestra tra le 19 e le 20. L'ultimo suo compagno, un 35enne di Rovigo, nessuna tra le persone sentite dai carabinieri, istruttori e frequentatori della palestra avrebbe mai parlato di contatto fisico violento, però, come resta ancora da chiarire se durante l'allenamento Edoardo indossasse o meno il caschetto di protezione. Quel che è certo è che dopo il malore, intorno alle 20:15, la palestra chiama al 118. I sanitari capiscono subito la gravità della situazione. Edoardo da Monselice viene trasportato all'ospedale di Padova, dove è sottoposto a un delicato intervento nel reparto di neurochirurgia. Tutto inutile. Edoardo muore il 24 febbraio, dopo 2 giorni di agonia. A chiedere di fare chiarezza su quanto accaduto i genitori di Edoardo Zattin, presenti agli accertamenti attraverso i legali che li tutelano. L'inchiesta della Procura di Padova va avanti, per ora senza alcuna persona iscritta nel registro degli indagati. Torniamo al disastro causato dal maltempo in Emilia-Romagna. Qui sono immagini che vengono da Faenza, vedete addirittura auto sommerse dall'acqua, ci sono i vigili del fuoco che passano di casa in casa con dei gommoni per mettere in salvo le persone intrappolate nelle loro abitazioni. Qui siamo in una zona periferica di Faenza e poi ci sono stati danni gravissimi anche tra Ravenna e Ferrara, un'alluvione senza precedenti in queste zone, colpite in particolare le province in Emilia di Bologna, Forlì e Ravenna. Vi dicevo, sono state evacuate alcune centinaia di persone e la piena non è ancora transitata del tutto. Un 80enne è morto travolto dall'esondazione del fiume Segno a Castel Bolognese nella Ravennate. In queste ore la Protezione Civile del Veneto sta preparando la squadra da inviare per supportare le forze in campo, perché il Veneto è sempre disponibile in questi casi. Vediamo le nostre, anche le immagini che avevamo preparato. Qui la provincia di Ravenna ripresa dall'alto, è arrivata una squadra di scouting dal Veneto che si sta rapportando con la sala operativa emiliana. Vengono chieste squadre di volontari per la pulizia delle case allagate, ma anche per integrare le saccate che sono state già predisposte. Sono state anche preparate squadre di volontari della Protezione Civile in partenza dalle province di Rovigo, Padova, Venezia e Verona, oltre a squadre dell'Associazione Nazionale Alpini. Davvero una situazione difficilissima, allagamenti, frane, c'è per ora un morto, diversi dispersi. Andiamo avanti con Renato Capoia e Alberto Pivetta in regia questa mattina, mentre vediamo la questione dei migranti. Regia, andiamo sulla questione dei migranti, mentre il governo pone la fiducia in Parlamento al decreto Cutro, a Padova
la prefettura sta cercando posti per l'accoglienza. Come sapete, i prefetti chiedono ai sindaci di trovare strutture che possano ospitare i migranti, ma i sindaci rispondono che non ce ne sono. Vediamo. Sono circa un centinaio i migranti arrivati nell'ultima settimana a Padova. La prefettura sta cercando di trovare i posti per l'accoglienza con i numeri che continuano a crescere. Il prefetto ha incontrato nei giorni scorsi anche il vescovo per sondare la disponibilità delle strutture della Caritas per distribuire i migranti nel territorio. Intanto il comune di Padova ha messo a disposizione l'ex scuola Gabelli, una trentina di posti utilizzati durante l'inverno per l'accoglienza notturna dei senza tetto, e ora a disposizione anche se per un breve periodo, visti i lavori che dovranno essere eseguiti. L'ex Gabelli è un luogo che si presta a questo tipo di utilizzo. Naturalmente come comune abbiamo dato il limite al fatto che sarà ristrutturata con i fondi PNRR proprio per migliorare l'accoglienza delle persone senza dimora, quindi è una struttura a cui il comune tiene molto, ma che momentaneamente per ragioni di ordine superiore e in realtà con la prefettura diamo alle persone migranti. Nel frattempo il governo porta alla Camera il decreto Cutro su cui ha posto il voto di fiducia. Un provvedimento, spiega l'assessore Colonnello, che potrebbe mettere in difficoltà i comuni visto che il decreto prevede la cancellazione della protezione speciale per i migranti. Come enti locali siamo molto preoccupati per l'approvazione di questo decreto. Come ANCI abbiamo espresso queste preoccupazioni proprio all'orizzonte, all'oggetto del governo, e questo perché eliminando la protezione speciale temiamo che aumenti l'insicurezza nelle nostre città, perché non saremo in grado di attribuire un'identità e un documento a tante persone che per un motivo o per l'altro, di solito per sfortuna, lo perdono durante la loro permanenza qui. E questo ci metterà in forte difficoltà e speriamo che il governo torni indietro su questo provvedimento. L'assessora Colonnello non risparmia le critiche al decreto Cutro, che toglie ai comuni anche un altro strumento importante per l'accoglienza ai migranti. Chiediamo di rafforzare il sistema di accoglienza e integrazione promosso dai comuni, che si chiama SAI, ma in questo caso il governo non ci viene incontro, anzi limita le possibilità di questo sistema di accoglienza, che nella nostra esperienza riesce a includere al 100% tutte le persone che lo attraversano, proprio perché è ben radicato nel territorio, e al posto che puntare su questo sistema di accoglienza il governo punta sul sistema di accoglienza delle prefetture, cosiddetti CAS. Andiamo a Padova in diretta da Valentina Visentin, perché c'è un primo parroco africano nella diocesi di Padova. A te la linea, Valentina. Buongiorno da Padova, ci troviamo nel quartiere di Brusegana davanti alla parrocchia di Santo Stefano d'Ungheria per presentarvi quello che ormai è diventato il sacerdote più famoso della diocesi di Padova. Qui con me infatti c'è Don Oscar Kassongo, il primo parroco, possiamo dire parroco o amministratore? Primo amministratore africano della diocesi di Padova. Il vescovo Monsignor Claudio Cipolla ha affidato a Don Oscar la parrocchia di Brusegana, una parrocchia molto grande, molto importante, quindi il primo incarico per Don Oscar. Come sei stato accolto qui, Don Oscar? Ecco, vorrei ribadire prima di tutto, sono amministratore, poi sono venuto a sapere che sono il primo africano a essere amministratore in questa grande diocesi di Padova. Ecco, sono stato accolto, io posso dire, questa parrocchia mi ha accolto bene, nel senso mi sono trovato bene da subito, magari perché avevo anche bisogno di un prete giovane, che anche con il mio modo di essere, con questa cultura nuova, ha portato anche un nuovo vento in questa parrocchia, no, di Santo Stefano, quindi mi sono sentito accolto bene da questa comunità e dai fedeli di questa bellissima parrocchia. 37 anni, lo possiamo dire, è stato ordinato sacerdote nel 2017 nel tuo paese d'origine, il Congo. Hai parlato dell'accoglienza calorosa che ti è stata rivolta, ma c'è il tema più generale dell'accoglienza dei tanti migranti che vediamo dalle immagini dei telegiornali. È un tema che fa molto discutere, che fa, insomma, smuove anche i cuori vedendo le immagini di questi barconi che arrivano nel nostro paese. Insomma, che messaggio ti senti di dare davanti a questo tema? Allora, sicuramente il tema dell'accoglienza, ma anche delle migrazioni, un tema ampio.
Allora io direi sicuramente tanti di questi giovani che magari si spostano da lontano per venire a cercare un futuro devono essere accolti. Ecco, l'accoglienza è il primo gesto che si può fare, ecco, accogliere, non rigettare, non rifiutare che questi qua siano accolti, che sia non solo in Italia ma in Europa, perché sono in ricerca di un futuro. Poi basta vedere anche le condizioni sulle quali vengono, nel senso qualcuno deve attraversare anche il mare per magari qualcuno, anche ho parlato anche con qualcuno di loro, magari ha fatto un viaggio senza prendere l'aereo, quindi dall'Africa, magari anche dal Congo, dal Nigeria, per arrivare in Europa senza prendere l'aereo, quindi sicuramente è una persona che sta cercando un futuro nella sua vita, quindi la prima cosa che sta aspettando arrivando in un paese è l'accoglienza. Certo, l'immigrazione è un fenomeno che non ha cominciato da adesso, quindi è una cosa da quando il mondo è mondo, c'è sempre stata questa immigrazione, persone che devono migrare per andare a cercare il futuro, magari il benessere, una cosa del genere. Solo che questi qua devono essere accompagnati, perché quello che manca magari tante volte è quello che quando sono accolti non basta soltanto che siano accolti, ma devono essere accompagnati perché devono integrarsi, capire la cultura, così possono pure anche aiutare questa società o magari anche tanti altri paesi europei che li accolgono a aiutare anche lo sviluppo delle società europee. Quindi sicuramente l'accompagnamento, l'accoglienza ma anche l'integrazione sono i processi magari da mettere in campo per aiutare questi migranti a trovare pure anche magari a riuscire a trovare magari un futuro meglio. E poi c'è anche un'altra cosa magari che io lo lancio adesso, perché oggi tanti di questi giovani si muovono, vengono qua e anche magari dobbiamo chiederci perché stanno venendo qua. Certo, ci sono tante condizioni, magari la guerra, la situazione politica in tanti di questi paesi, magari anche la vita non è così facile, ma anche i media hanno anche contribuito tanto, perché quando fanno vedere che l'Europa è un paese dove tutto va bene, non c'è sofferenza, ecco, quindi se vai lì basta arrivare lì e poi ti trovi già tutto sicuro. Invece non è così, perché io ho visto che tanti che vengono anche qua hanno lasciato anche un lavoro, stavano bene pure anche in Africa, solo che magari seguendo magari quello che vedono alla TV o magari anche i consigli di tanti di noi, magari anche veniamo dall'Africa o magari da qualche altro paese, che magari mostriamo a loro che magari se vieni qua e stai bene, invece quando vengono trovano che non è proprio quello che si aspettavano. Quindi c'è anche qua un cammino da fare, magari il nostro modo di passare la comunicazione di questo mondo di vivere qua in Europa aiuterà anche tanti giovani a cambiare idea, magari di rimanere lì, a investire lì, poi magari a trovare un futuro magari nel paese dove si trovano. Grazie allora a Don Oscar da Brusegana, dal quartiere di Brusegana a Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, ha perfettamente ragione Don Casongo, c'è un problema di comunicazione, l'Europa, l'Italia vengono sempre rappresentati in televisione, che ovviamente vedono sulla rete, in televisione vedono come rappresentiamo il nostro paese, tra fornelli, risate, tutti contenti, mentre ci sono dei grossi problemi. Andrebbe spiegato soprattutto che partire vuol dire rischiare la propria vita, andrebbe spiegato con una campagna di comunicazione massiccia, poderosa, cosa che non viene mai fatto, no? Aiutiamoli a casa loro, ma non gli si spiega che cosa rischiano di trovare qui, e cioè mancanza di accoglienza, niente vitto, niente alloggio, niente lavoro. Così vanno le cose. Andiamo a Bassano del Grappa, torniamo per la annosa questione dell'area di San Lazzaro. Ci dà un aggiornamento Alex Giuliano. Sentiamo. Dalla conferenza dei servizi arriva un altro no. E siamo a 3 su 3 per quanto riguarda i progetti delle aziende che vogliono industrializzare San Lazzaro. Stamattina provincia e comune di Bassano si sono opposti al progetto della ditta Brunello, una decisione in linea con quanto già stabilito per MEB e AGB. Le motivazioni riassunte sono 3 essenzialmente. La prima è il contrasto con il PAT. È arrivato il parere negativo della provincia e pertanto il comune non può non adeguarsi a tale parere. Il secondo è procedurale. Poi c'è anche una valutazione negativa per quanto riguarda la compensazione ambientale, ritenuta non adeguata. Ma manca ancora un punto, ed è questa la novità, all'elenco delle motivazioni di cui ha parlato il dirigente all'urbanistica. Già,
perché sono state individuate 2 nuove aree idonee, dove Brunello potrebbe ampliarsi, zone non agricole ed estranee al contesto di San Lazzaro. È una valutazione urbanistica nostra, in quanto abbiamo in corso l'approvazione di una variante ordinaria che prevede 2 zone idonee a ospitare Brunello. Sono 2 PUA in fase di reattivazione già adottati, verranno approvati a breve, pensiamo indicativamente prima dell'estate. Presenti, come sempre, i cittadini di San Lazzaro che hanno accolto con soddisfazione l'esito della conferenza dei servizi. In effetti il Comune ha fatto presente, giustamente, che ci sarebbero 2 zone in Bassano dove Brunello potrebbe far stare i suoi capannoni, quindi sarebbero sufficienti. Adesso si lavorerà anche per valorizzare tutta l'area di San Lazzaro con progetti educativi, con l'inserimento proprio di San Lazzaro all'interno di un circuito virtuoso che vada a valorizzare ulteriormente il verde, la natura e tutte le possibilità che offre. Grazie ad Alex Giuliano. Adesso la vicenda del piccolo Ettore, il bambino affetto da una grave sindrome. Siamo a Rossano Veneto e i genitori da tempo chiedono un'assistenza costante. Vediamo le novità. Sostanzialmente non è cambiato nulla, l'unica cosa che abbiamo portato a termine finalmente dopo 8 mesi è la formazione e la contestualizzazione delle operatrici, quindi perlomeno adesso possiamo stare a casa con serenità e non andare a presidiare completamente le ore di presenza a scuola di Ettore. Piccoli e faticosi passi in avanti, ma la strada perché Ettore, il piccolo di 6 anni di Rossano Veneto affetto dalla sindrome di Moebius, possa frequentare la scuola in totale sicurezza come tutti i bambini della sua età, è ancora in salita. Le operatrici inviate dall'ULSS 7 adesso coprono 20 ore sulle 32 previste dall'orario scolastico. La famiglia si sostituisce alle operatrici o paga di tasca una persona formata perché Ettore possa restare a scuola per altre 7 ore e mezza. A complicare il tutto la preoccupazione per quanto avverrà a settembre. Il 16 di marzo abbiamo fatto un incontro per iniziare a imbastire quello che è il piano individualizzato ed ci è stato detto che con molta probabilità l'anno prossimo verrà cambiato un altro operatore e quindi dovremo ripartire per l'ennesima volta con la formazione e la contestualizzazione di un'altra persona. Possibile, ci si chiede. Ripartire con altre persone significa rifare tutto da capo, senza tenere conto che un bambino di 6 anni fatica a ricostruire un rapporto di fiducia con persone sempre nuove, fatica a ritrovare serenità se i cambiamenti sono numerosi. Un dialogo irto di ostacoli, quello tra l'ULSS 7 e la famiglia di Ettore, che ancora non sa, e siamo a fine scuola, chi saranno a settembre gli operatori che seguiranno il figlio in classe e per quante ore saranno a carico dell'ULSS per poter cercare un operatore qualificato da affiancare ad Ettore. Non sappiamo ancora quante ore proporre a questa figura, quindi non siamo in grado di mettere un annuncio, di cercare un operatore. Abbiamo mandato, dopo il 16 abbiamo mandato una mail alla dottoressa Cernetti, ma non abbiamo ancora avuto risposta. Torniamo tra 2 minuti dopo la pubblicità, state con noi, grazie. Nuovo in diretta con Focus TG, sono le 13:01. Ieri sera abbiamo parlato di lavoro, del decreto lavoro a Focus con i nostri ospiti, ovviamente vivacissimo il dibattito sulle novità. Abbiamo titolato "Per qualche euro in più nella busta paga", come abbiamo ricordato, chi ha entrate per 35.000 euro potrà avere in busta paga aumenti da 54 a 100 euro. Sentiamo cosa ha detto ieri sera, tra gli altri, il consigliere regionale Gio Formaggio. Come me ha capito quel video lì, senza tante conferenze stampa. In pratica mettiamo sulle tasche dei cittadini italiani che lavorano fino a 100 euro in più al mese, che sono 1.200 euro all'anno.
un altro stipendio per chi ha quel reddito lì. Bene, non va bene nemmeno quello, ma quello che deve pensare la sinistra di questo paese, no? Che ci dice, ma la Meloni deve vergognarsi perché ha fatto il Consiglio dei Ministri il 1° maggio che è la festa del lavoratore. Vi ha risposto dicendovi, il modo migliore per onorare la festa dei lavoratori è fare qualcosa e lavorare per i lavoratori. Ho lavorato anch'io al ristorante, quindi non è che il 1° maggio non bisogna più fare niente. Si onora e santifica il lavoro anche lavorando. So che è una roba difficile da capire per la parte sinistra di questo paese. Poi aspettano, pensa che stasera magicamente non ti ho neanche interrotto, Tocchetto, e devi darmene atto che sono diventato un democristiano doc, quindi aspetta un secondo. Seconda roba, se la Meloni si presenta o non si presenta il 25 aprile, quelli che hanno fatto il concerto in piazza hanno detto il concerto è nostro, non venga la Meloni. Cosa deve fare sta povera Crista? Cosa deve fare? Allora, Giorgia Meloni ha fatto quello che bisognava fare, dare più soldi in busta paga a chi lavora. Gli tiriamo via chi ha preso il reddito di cittadinanza? Sì, non me ne frega niente, li diamo a chi lavora. Poi per quanto riguarda il contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato, se un datore di lavoro ha un operaio, un dirigente, un collaboratore, chiamiamolo collaboratore, che è bravo, non gli farà qualsiasi tipo di contratto pur di tenerselo. Dobbiamo cominciare a vedere il lavoro non più come un diritto che tanto che produca che non produca va bene lo stesso. No, il lavoro è un diritto, per carità, ma è anche un dovere. Bisogna alzarsi presto alla mattina, fare qualche ora di straordinaria in più, se serve andare a lavorare il sabato, se serve lavorare anche di domenica, perché le 8 ore... E questo era Joe Formaggio, avete visto si era inserita anche Antonella Tocchetto del Partito Democratico, poi ovviamente avevamo tutti gli altri ospiti. Andiamo adesso in diretta a Montecchio Maggiore perché in apertura di notiziario vi abbiamo detto che c'è stata una donna morta nell'incendio del materasso, ha preso fiamme il materasso, una 51enne è morta, il marito che ha tentato di salvarla è rimasto intossicato. Sentiamo i particolari da Luisa Bertini da Alte di Montecchio. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Montecchio Maggiore dove stamattina intorno alle 7 si è consumata una tragedia in casa, deceduta una donna di 51 anni mentre il marito è stato portato al pronto soccorso perché intossicato, ovviamente entrambi a causa di un incendio nell'appartamento. Secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco che sono accorsi da Arzignano, a prendere il fuoco sarebbe stato un materasso. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione, hanno portato fuori il materasso che continuava ad essere pieno di fumo. La donna era già stata portata fuori dal marito, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ovviamente le cause dell'incendio sono ancora da stabilire. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri che faranno luce sulle cause, sulle motivazioni. L'uomo è stato assistito dal personale medico e trasferito per accertamenti al pronto soccorso e l'abitazione ovviamente è stata ariaggiata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Per il momento da Montecchio Maggiore è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Vediamo la sanità dopo l'ordinanza ministeriale che prevedeva l'utilizzo delle mascherine solo nei reparti degli ospedali. La Regione Veneto ha deciso di farla utilizzare in tutte le strutture ospedaliere per il prossimo mese. Sentiamo i particolari da Francesco Rattai. Penso che questo significhi un po' un'attenuazione delle norme, delle misure in vigore, perché negli ultimi tempi noi assistiamo a un calo di decessi, di casi, di positività e quindi penso che l'emergenza sociale da pandemia possa ritenersi conclusa e possiamo concentrarci su alcune categorie di pazienti
fragili, quindi limitando le misure, ma penso che valga la pena mantenere ancora un po' di prudenza. Prudenza, la parola che viene più usata dai vertici della sanità veneta in tema di mascherine. Il presidente della regione Luca Zaia, pur dichiarandosi soddisfatto per l'allentamento delle restrizioni da parte del Ministero, ha emanato una circolare regionale che prolunga l'utilizzo delle mascherine anche fuori dai reparti nelle strutture ospedaliere per un altro mese fino alla fine di maggio. Per quanto riguarda gli studi dei medici di base e dei pediatri, per quanto sia una libera scelta dei medici, l'utilizzo è fortemente raccomandato. L'ordinanza prevede un'opzione di scelta da parte del singolo medico, anche tenendo conto della particolare struttura che può avere il suo ambulatorio. Comunque, quanto prima, adesso ci sentiremo assolutamente le associazioni di categoria, sia dei medici di medicina generale che dei pediatri di libera scelta, per vedere quali sono gli orientamenti e se possono essere necessari dei supporti. Sempre gravissima la situazione in Ucraina e purtroppo si parla, a mio parere, si parla un po' troppo prematuramente di ricostruzione. C'è ancora la gente che muore sotto le bombe, ci sono davvero famiglie intere che sono state distrutte, continuano appunto gli attacchi di Putin. E intanto le imprese venete comunque sono pronte a intervenire, ma c'è una carenza di personale che si riflette anche su queste prospettive. Sentiamo cosa ha detto Mario Pozza nel corso della convention delle Camere americane e italiane all'estero. Sentiamo. Mettere fine al conflitto in Ucraina è l'auspicio di tutti, e mentre si torna a sperare nella diplomazia dopo un primo contatto tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente Zelensky, si pensa alla ricostruzione quando le armi si fermeranno. A Roma si è svolta la conferenza per posare i primi mattoni per la rinascita dell'Ucraina. Dalla premier Meloni un appello alle aziende perché siano protagoniste di questa sfida. Le imprese sicuramente non sono solo, perché ieri a questo incontro c'erano le camere di commercio, c'erano le associazioni di categoria, e quindi c'è tutta una rete istituzionale, associativa a supporto di quelle imprese che vogliono affrontare queste opportunità. Ma per le aziende le sfide future non si chiamano solo Ucraina, ma anche Balcani e PNRR, alle quali sono pronte a rispondere, salvo dover fare i conti con la carenza di manodopera. Abbiamo opportunità, ma abbiamo carenza di manodopera. E questo è l'altro aspetto, ossia ci sono dei mercati che potremo affrontare, ma le nostre aziende poi saranno in grado di poter soddisfare le richieste. La difficoltà di reperire manodopera c'è, e le grandi imprese lo stanno soffrendo come le piccole. Gli italiani che fanno i muratori o l'edilizia sono sempre meno, e la manodopera all'interno delle nostre aziende è tutta manodopera che viene dai paesi dell'est, dai paesi dei Balcani. Anche di questo aspetto si è parlato la settimana scorsa in Guatemala nel corso della convention delle Camere americane italiane all'estero, mercati a cui guardare per l'export, ma anche per reperire quelle risorse umane che mancano alle nostre aziende. C'è della disponibilità soprattutto dai paesi dell'America Latina come il Cile, come l'Argentina, di poter portare e essere a disposizione per reperire manodopera da dove a noi manca. Ci sono poi paesi ai quali guardare per le esportazioni dei prodotti made in Veneto, come i macchinari agricoli. In provincia di Treviso l'export vale 18 miliardi, 4 miliardi e mezzo per il bellunese. Soprattutto noi che siamo una realtà molto sviluppata per qualsiasi tipo di attrezzatura, dalla piccola alla grande alla media, possiamo soddisfare quei mercati come il Perù, come il Cile, come la Colombia, come il Messico, il Guatemala. Sono tutti mercati che, se guidati bene, possono certamente incrementare ancora più le nostre esportazioni. Però la situazione non sta migliorando, vediamo notizie drammatiche che arrivano e vengono riportate dalla stampa in questo titolo sulla prima pagina della Stampa Online. Allerta per un incendio vicino al ponte della Crimea, droni ucraini attaccano base militare russa, 3 civili uccisi nel bombardamento di un supermercato a Kherson. Insomma, non sembra che questa guerra sia destinata a finire con una tregua o con un negoziato come
tutti auspichiamo che accada. Ancora polemiche sulle celebrazioni del 25 aprile, c'è stata un'interrogazione della consigliera del Movimento 5 Stelle Erika Baldin sulla posizione della Regione riguardo al mancato patrocinio del Comune di Marcon alla proiezione del film Roma città aperta. Sentiamo Filippo Fois. La Giunta regionale del Veneto se ne lava le mani dell'antifascismo. È durissimo il commento della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Erika Baldin dopo la risposta ad un'interrogazione presentata a Palazzo Ferrofini nei giorni della polemica per il negato patrocinio da parte del Comune di Marcon alla proiezione del film Roma città aperta chiesta dall'ANPI in occasione del 25 aprile. Io ho chiesto naturalmente alla Giunta regionale di prendere posizione circa il merito della questione, ovvero se l'antifascismo è considerato un valore portante di questa regione in linea con la nostra Costituzione e la nostra Repubblica democratica. La Giunta ha preferito ancora una volta non pronunciarsi sul merito, dando una risposta del tutto burocratica, dicendo che è compito dell'amministrazione comunale rilasciare il patrocinio, quindi non entrando nel merito della questione che io avevo posto. Era scontato che la Giunta regionale non avesse alcun potere di intervento nei confronti del comune coinvolto, sostiene Baldin, ma poteva comunque prendere posizione riguardo i valori fondamentali della democrazia che hanno ispirato la nostra Costituzione. Baldin cita poi anche gli attriti che in occasione del 25 aprile ci sarebbero stati tra l'amministrazione di Chioggia e il comitato ANPI, con la presunta diffida alla banda musicale cittadina di suonare Bella Ciao. Diffida poi smentita dal sindaco e dal presidente della banda. Bella Ciao era stata comunque intonata in coro dai partecipanti alla manifestazione. Dispiace ancora una volta constatare che su temi come questi non ci sono ancora delle divisioni a cui appunto nessuno all'interno di questo Consiglio regionale riesce a trovare una indicazione chiara, e credo sia una questione molto grave, perché l'antifascismo, i valori della resistenza e il diniego a tutte quelle forme di dittature del passato dovrebbe essere un valore assolutamente condiviso. E abbiamo parlato anche oggi di orsi e di lupi. Ovviamente ci sono problemi anche in altri paesi. Negli Stati Uniti gli orsi sono molto presenti. Abbiamo visto le immagini pochi giorni fa di un signore che era sdraiato su una dormeuse, è stato avvicinato da un orso e entrambi si sono spaventati e sono scappati. Qui vediamo invece le immagini da West Virginia di un orso che praticamente sbuca da un cassonetto. Vediamo anche il terrore del signore che si è trovato. Vediamo queste immagini da una televisione americana. Questo signore sta armeggiando attorno ad un cassonetto, è molto tranquillo, un altro sta uscendo da una porta e l'orso sbuca dal cassonetto e scappa via, per fortuna. Ma questo per dire che sono problemi che ci sono un po' in tutti i paesi. Qui in Italia, dopo l'uccisione del runner, insomma, di orsi si sta parlando, si parla di orsi e di lupi. Sharon Di Carlo è andata a Bassano del Grappa a sentire cosa ne pensano i cittadini. Vediamo. È possibile che sia stato avvistato un orso in altopiano? Che ne pensa? Che fanno paura, però non so, o cercano di eliminare questo problema o si ha paura a muoversi. Dopo i lupi anche gli orsi. Dopo i lupi anche gli orsi, e che ancora? Cosa manca? E se 100 anni fa non c'erano gli orsi, potevamo anche farne meno adesso. Anche nel caso più recente, probabilmente l'orsa aveva i suoi cuccioli, quindi sentendosi in pericolo, non tanto per lei ma per i cuccioli, può avere reagito. Quindi lei è per una convivenza con l'orso? Io sono per la convivenza, però prudente. Se entra e fa qualcosa bisogna eliminarlo, tirarlo via. Penso che probabilmente bisognerebbe far sì che la natura sia più rispettata, quindi non ci sarebbe pericolo né per gli animali e neanche per l'uomo. Ha paura? No. Probabilmente è stato avvistato un orso in altopiano. C'è paura? Paura no, ma c'è da stare attenti. È il suo habitat e bisogna rispettare anche quello che è la natura. È un animale del territorio, bisogna lasciarli liberi, usare la testa e attenzione. Lei sarebbe per il contenimento o per la convivenza? La convivenza, tanto credo che se ognuno rispetta i propri territori, in teoria si limitano le problematiche. Ecco. C'è paura?
Assolutamente no, perché gli sparo. No, abbattimento no, perché ci vogliono anche loro, però contenimento sì. Vorrei chiedere agli animalisti, quando un orso oppure lupo mangia agnelli, mangia pecore, capre, vorrei che mangiassero il cagnetto che hanno a casa, a vedere se hanno la stessa reazione. Gli animali vanno rispettati. Basta. Ho un po' di paura, le dirò, cerco di stare lontana, si sa mai, hanno il loro ambiente, il loro tutto, lasciamoli lì, però ammazzarlo no, poveraccio. Insomma, favorevoli e contrari all'abbattimento degli orsi, in particolare dell'orso JJ4. Torniamo nelle città, questa volta a Padova c'è una contesa attorno alla cavalcavia Borgo Magno, c'è chi vuole riaprirlo e chi vuole che resti chiuso. Vediamo. Continua lo scontro in Arcella a Padova sull'apertura o meno alle auto del lato est del cavalcavia Borgomagno, quello che dalla città porta in quartiere. Dopo la raccolta firme dei commercianti che ne chiedevano la riapertura, ne arriva una che chiede di mantenere chiusa la corsia del ponte, promossa da un altro gruppo di negozianti che vedono nel minor traffico sugli aspetti un bene anche per le loro attività. È il momento di dare un segnale, il segnale che non bisogna sempre spostarsi necessariamente in macchina in città. Io ho tanti clienti che vengono in negozio a piedi, che vengono in bicicletta, che vengono con il tram e sinceramente devo dire che da questa chiusura in questo periodo io non ho riscontrato una diminuzione dei clienti, ma anzi assolutamente sono anche aumentati perché riescono a muoversi più facilmente. Dipende sicuramente dal tipo di clienti che abbiamo in negozio, però io penso che il futuro non sia certo andare in macchina ovunque, ma sia quello di pensare ad altri modi di muoversi, ad una mobilità più leggera e più sostenibile. Sono 6 i negozianti e ristoratori che hanno scelto di lanciare questa campagna e che non temono per i loro affari. Noi, questo negozio e gli altri commercianti che sono qui intorno nella zona del primo Borgomagno, devo dire che anche dalle testimonianze degli altri non abbiamo avuto un calo di vendite, abbiamo avuto le solite persone che vengono in negozio e anche un aumento di persone che riuscivano a muoversi più facilmente, no? Che scoprono anche un modo diverso di spostarsi in città. Il vice sindaco Andrea Michalizzi intanto conferma che gli uffici che controllano la viabilità del comune hanno verificato che la chiusura di questi mesi non ha portato significative ripercussioni sul traffico cittadino. Nell'ultima istanza il settore mobilità ha visto che comunque il funzionamento del traffico secondo il settore era sostanzialmente positivo anche utilizzando il cavalcavia Sappi-Dalmazia, quindi si è deciso per ora di tenerlo in questo modo. Servizio di Francesco Rattai. Qualche mese fa la nostra redazione di Vicenza aveva dato voce ai residenti della zona Strada Padana che chiedevano la realizzazione di una pista ciclabile tra Vicenza e Torri di Quartesolo. Sono arrivate buone notizie, sentiamo. Vicenza Torri di Quartesolo, la ciclabile del futuro è questa. Qualche mese fa un gruppo di cittadini aveva contattato Rete Veneta per chiedere di prolungare la pista riservata ai ciclisti, bypassando la maxi rotatoria che porta in via Zamenhof e al casello di Vicenza Est. Un rondò pericoloso, rischioso e per evitarlo, come avevamo documentato, molti ciclisti prendono Strada Padana in senso contrario. La pista ciclabile deve collegare con Torri. Molti ciclisti che arrivano da Vicenza per andare verso Torri attraversano il passaggio e vanno in contromano fino a 7K, fino a Torri, per evitare questa pericolosissima rotatoria in cui c'è da farsi il segno della croce per la velocità con cui sfrecciano le macchine. Dopo i nostri servizi il sindaco si era impegnato a intervenire e oggi finalmente qualcosa si muove. Con un investimento di 650.000 euro verranno presto realizzati i lavori per un primo step, per cui c'è il via libera al progetto definitivo. Una pista ciclabile di 800 metri, un investimento per l'amministrazione comunale di 650.000 euro. Questo tratto di fatto andrà a collegare dai confini di Torri di Quartesolo, passando davanti al centro commerciale Palladio, fino ad arrivare alla rotatoria.
Insomma, un passo avanti viene fatto, ma non ancora definitivo. Per bypassare la maxi rotatoria, infatti, bisogna attendere il 2024. Sì, di fatto si parte da Viale Camisano fino a Strada Padana verso Padova, appunto lì interviene il progetto Alta Velocità, Alta Capacità con un progetto appunto definitivo. I lavori partiranno proprio nel 2024 con l'attraversamento Vicenza, perché è un'opera complementare, quindi sarà una delle prime opere ad essere realizzata e permetterà appunto dal quartiere della Stanga di raggiungere Torri di Quartesolo. Benissimo, con l'approvazione del commissario per l'alta velocità ci saranno anche le risorse disponibili, quindi si potrà intervenire realizzando le richieste dei cittadini che chiedono una super ciclabile tra Vicenza e Torri di Quartesolo. Quindi restiamo in attesa che questo progetto diventi realtà. Intanto però altri 800 metri prendono forma, un passo avanti che si merita un bel pollice in su. Pollice in su di Carlo Alberto Inghilleri della nostra redazione di Vicenza, in regia questa mattina Renato Cappoia e Alberto Pivetta. Andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra un paio di minuti. Com'era Longarone prima che l'immensa onda del Vajont travolgesse il paese e provocasse la morte di quasi 2000 persone? Ce lo ha detto, e anzi lo ha proprio rappresentato, un giovane pordenonese, Alberto Bidinot, infermiere appassionato di ricostruzione virtuale 3D di città, paesi e opere d'arte. E questo è il risultato del suo lavoro, vediamo. Inizia così lo straordinario documento che ricostruisce fedelmente in 3D il centro di Longarone prima che l'onda del Vajont lo cancellasse dalla faccia della terra, ed è un colpo al cuore per chi in questi giorni ha incontrato queste immagini diffuse dall'autore su Facebook. Essendo, abbastanza appassionato del Vajont, che ho visto il documentario su Paolini, mi è piaciuto molto e ho sempre seguito più o meno questa vicenda. Niente, mi è venuto in mente di ricreare qualcosa che non c'è più questa volta. E dice bene Alberto Bidinot, questa volta, perché la sua nota creatività in passato lo ha visto cimentarsi nella ricostruzione delle città esistenti del suo nord-est, dapprima con un programma che si chiama Lego World, poi con un sistema più professionale, città, paesi, opere d'arte, fino all'idea di far rivivere la Longarone di un tempo. Era da un po' che ci pensavo, ma non avevo le foto necessarie dell'epoca per riuscire a prendere tutti gli angoli della piazza. Qualcosina ho trovato in rete e le foto che mi mancavano, io praticamente sono andato sul gruppo di Longarone, il gruppo Facebook di Longarone, e ho chiesto se qualcuno aveva delle fotografie vecchie di quella piazza lì, e mi ha risposto un ragazzo che me ne ha passate un bel po', insomma. Io sono contento che tutti abbiano apprezzato, ho avuto commenti positivissimi, e quindi posso solo che ringraziare, insomma. Alberto Bidinot coltiva da anni l'hobby per la virtual grafica che alterna alla sua professione primaria. Sì, io sono infermiere in realtà, da una decina d'anni lavoro in chirurgia a San Vito, e sì, io sono sempre stato appassionato di videogiochi, grafica, però diciamo che dagli ultimi anni che ho trovato questo sistema per esprimerlo, ecco. Quanto hai impiegato a realizzare la Longarone vecchia? Guardi, così a naso un 40-50 ore ci avrò messo, distribuito in un mese e mezzo di tempo. Oltre 10.000 visualizzazioni per il video che presto avrà un seguito. Alberto è già al lavoro e la nuova creazione potrebbe essere pronta a ridosso delle celebrazioni del 60° del Vajont. Bel servizio di Tiziana Bolognani, veramente mi hanno impressionato queste immagini, perché mi sembrava di ricordare Longarone, così com'era, perché da bambino, avrò avuto 6-7 anni, fine anni 50, mio padre, andando verso Borca di Cadore, andavamo a passare lì le vacanze, con una Fiat Topolino si è fermato un paio di volte proprio a Longarone. Io mi ricordo quel portico con le colonne, mi ricordo quella piazza, mi ha veramente impressionato, perché rimangono queste immagini anche nella testa di un bambino, e
3 anni dopo Longarone fu spazzata via. Davvero incredibile questa ricostruzione. Il servizio di Tiziana Bolognani. Andiamo a Venezia adesso e vediamo l'ultima immersione stagionale per i gondolieri subacquei. Vediamo. Puntuali alle 8 i gondolieri sub si sono immersi nelle acque di Rio San Marcuola, Rio della Misericordia e Rio San Girolamo per recuperare i rifiuti abbandonati sul fondale dei canali, per l'ultima immersione della stagione che ha portato a un recupero totale di circa 1200 kg. Quando andiamo in acqua non è così facile perché non si vede veramente niente. Hai giornate che passi da 1 metro di visibilità ai 10 centimetri. Questo dipende tanto dal movimento dell'acqua e della corrente. Sotto possiamo trovare i copertoni, tutti oggetti che vengono mollati in acqua negli anni dai veneziani, da turisti, da chiunque. Per andare sotto utilizziamo mute stagne della Viking che sono completamente protettive perché non entra neanche un filo di acqua e soprattutto ci protegge da tutte le robe inquinanti che vengono su quando movimentiamo il fondo. Perché principalmente l'acqua non è tanto sporca, bensì è sporco il fondo con tutto quello che si è depositato negli anni. Insieme a molti copertoni utilizzati come parabordi per le imbarcazioni sono stati recuperati 3 monopattino, un termosifone, un accumulatore elettrico, un'inferiata, un condizionatore, una caldaia, 2 ombrelloni e la colonna di un lavandino. Il recupero dei rifiuti ha visto il coinvolgimento di una squadra composta da 10 operatori, oltre a 4 sommozzatori che si sono alternati nelle immersioni. Abbiamo una centralina che praticamente, grazie all'anello di congiunzione che è l'ombelicale, consente di parlare con l'operatore che si trova sott'acqua e anche di fornirgli l'aria. In questi anni i sommozzatori dell'associazione hanno operato in 19 aree di intervento per un totale di 175 ore di immersione e 13.000 kg di rifiuti recuperati. Servizio Ilaria Marchiori, diamo un aggiornamento su quanto è accaduto in Emilia-Romagna a causa maltempo. Vediamo il titolo del Corriere della Sera: maltempo in Emilia-Romagna, 2 morti e un disperso, quindi si è aggravato il bilancio, scuole chiuse. Meloni invia il capo della Protezione Civile Curcio, annegato un 80enne in bici e treni fermi. Vediamo in diretta delle immagini che stanno arrivando dal Corriere TV. Conselice, siamo a Conselice in provincia di Ravenna, vedete il livello altissimo dell'acqua, tantissime case sono rimaste isolate, i mezzi di soccorso stanno raggiungendo casolari in cui molte persone sono ancora intrappolate, evacuate quasi 1000 abitazioni tra Ferrara e Ravenna e ci sono diversi dispersi. Tornano alla mente le grandi alluvioni del 2010 e del 2012 che devastarono il Veneto. È tutto per oggi, grazie, buona giornata, arrivederci.